Centinaia oggi pomeriggio al corteo a Venezia a favore dell'immigrazione. Noi non vogliamo essere clandestini, tra gli slogan dei richiedenti asilo. Migliaia di risparmiatori delle banche venete, tantissimi anche da Venezia, stamane a Vicenza per l'incontro con Salvini e Di Maio. Dal governo l'annuncio, i risarcimenti a brevissimo. La mancanza di insulina nelle farmacie dietro la morte in Venezuela dell'avvocato di origini veneziane Italo Carli, 58 anni, giudice onorario del paese sudamericano. 1500 famiglie a rischio sfratto dalle case Atera a causa della nuova legge regionale che ha rivisto i parametri ISEE, l'allarme lanciato dal sindacato Unione Inquilini. 28enne di Castello ha picchiato la mamma e il fratello. All'arrivo dei carabinieri si scopre che in cameretta nascondeva un arsenale di armi, tra cui maceti e coltelli. Ancora il caso di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore paralizzato da un colpo di pistola, vicenda che ha subito acceso la solidarietà di tanta gente con l'iniziativa di un'imprenditrice. La Reyer si prepara alla sfida casalinga di domani contro Trento, una squadra a cui finora la classifica non ha reso giustizia. Tra gli Ologranata assente Marco Giuri, infortunato. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in apertura il corteo a Venezia a favore dell'immigrazione, centinaia di richiedenti asilo e associazioni di sinistra in marcia dalla stazione dei treni al Rialto. Tra i tanti slogan, uno su tutti: noi non vogliamo essere clandestini. Noi non vogliamo essere clandestini, noi ci siamo integrati in questo paese e noi diciamo basta questa legge schifosa. Grazie. Si chiama Side by Side, fianco a fianco, il corteo, la manifestazione che prende corpo da qui, dal piazzale della stazione di Venezia, per tutelare i diritti umani, per tutelare i diritti dei migranti e la loro accoglienza. Tra bandiere, canti, slogan, striscioni e danze pare di essere ad una festa interculturale. Questa è una città in cui c'è un fonte dei tedeschi, una riva dei sciavoni, che dica il sindaco, erano gli slavi, sciavoni. Cioè una città che forse per motivi anche commerciali e anche non sempre nobili, ma comunque è stata aperta. Tra associazioni, docenti dello SLAI Cobas, sostenitori della manifestazione, c'è anche lui, Lansinel, 23 anni, della Guinea, è arrivato da 4 in Italia. Già io sono fortunato, ho avuto lavoro, ma gli altri che non hanno lavoro, neanche dove dormire, e ho un cuore che mi fa male se vedo i miei colleghi che sono arrivati allo stesso modo con me e mi fa piangere se dormono fuori alla strada, che non hanno luogo dove dormire e neanche a mangiare. Per esprimere forte contrarietà alla legge Salvini e alle politiche di tutto il governo, compresa la Lega, i 5 Stelle, i porti chiusi e tutto quello che sta succedendo. Poi c'è Chancely, 30 anni, del Camerun, e infine Mamadou, 32, senegalese, sans les papiers, senza il permesso di soggiorno. Cosa cerchi? Un lavoro, una casa? Cerco di avere una vita come tutte le persone, perché sono un essere umano. Quindi senza permesso di soggiorno non si può fare niente? Sì, niente, non mi posso fare niente, rimanere sempre. Dove andrai? Adesso guarda dove io voglio andare. Migliaia di risparmiatori, tantissimi anche da Venezia, questa mattina a Vicenza per l'incontro tra i vice premier Salvini e Di Maio con i risparmiatori traditi da BPV e Veneto Banca. Dal governo l'annuncio, i risarcimenti a brevissimo. Sentiamo. Ciao Matteo. Come stai? Ok, che dici, iniziamo? C'è un attimo clima, io comincerei. A braccio e stretta di mano dentro il centro sportivo Palladio di Vicenza, i due vice premier che litigano quasi su tutto trovano la concordia di fronte a 1300 risparmiatori beffati, traditi e affossati da BPV e Veneto Banca. Fuori dal palazzo ce ne sono tantissimi altri che spingono per entrare anche con rabbia. Dentro il sottofondo è da musica da film e la prima scena è per entrambi l'attacco all'Europa con le sue critiche al fondo risparmiatori. Fiducia tradita da dei truffatori che spero finiscano in galera, ed è la bella politica. Abbiamo messo 1,5 miliardi a bilancio, vediamo di spenderli in fretta, di restituirli in fretta
se a Bruxelles qualcuno cercherà di rallentare noi tiriamo dritti. L'Europa sta dicendo che non è d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo avanti, questa gente ha diritto ai risarcimenti. Poi i risparmiatori ai quali dare risposte, c'è bisogno di scadenze immediate. Abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi da restituire a degli italiani truffati, che hanno perso 50, 80, 100, 140 mila euro di risparmi sentendosi dire sono al sicuro signora, li lasci a me. Qualcuno dovrà andare in galera e qualcuno, se non tutto, almeno una buona parte di quello che ha perso dovrà riavere indietro. Qua c'è gente che ha fretta, c'è gente che rischia di perdere la casa, di perdere il negozio, di perdere la macchina, di perdere la speranza, quindi sono contento che in 7 mesi abbiamo trovato 10 volte i soldi che la sinistra non aveva trovato in tanti anni, però bisogna fare veloce. È passato tanto tempo, noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, a dicembre, siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. In 8 mesi e mezzo abbiamo fatto quello che gli altri non avevano fatto per anni. Mancano 2 decreti attuativi che questa settimana prossima devono essere scritti, soprattutto quello più importante, e devono essere emanati. Stiamo facendo corse contro il tempo col MEF per riuscire ad ottenerne la scrittura il prima possibile. Soddisfatto il governatore Luca Zaia. Stiamo andando avanti comunque a fatti concreti, il governo che propone e ha già ovviamente fatto la legge per i risarcimenti, adesso ci saranno i decreti attuativi nel giro di una settimana e finalmente questo 1,5 miliardi, che non è più 100 milioni ma è diventato 1,5 miliardi, saranno a disposizione dei risparmiatori. Questo è quello che di concreto c'è e di vero c'è. Ci dia il tempo questo mese di far partire la commissione d'inchiesta sulle banche. Gianluigi Paragone sarà il presidente di questa commissione d'inchiesta, li convochiamo tutti e iniziamo a farli cantare, perché i conflitti di interesse nel mondo delle banche hanno spolpato i risparmiatori, come quelli che incontriamo stamattina. Dentro il palazzetto le speranze dei risparmiatori, di chi segue la loro battaglia da anni. Che mantengano quello che hanno detto e penso che lo faranno, perché finora hanno dimostrato che quando parlano fanno. E questo mi tranquillizza molto e spero soprattutto che i più disastrati degli azionisti fregati vengano rimborsati finalmente dopo 3 anni e mezzo. Grazie. Mi sa che siamo addirittura di arrivo. Speriamo. Perché c'è tanta gente che sta soffrendo davvero. Speriamo. So che c'è la buona volontà, dal momento che hanno trovato questo fondo dormiente, di poter ridare i soldi che sono stati portati via alla povera gente, perché soprattutto tanti, quasi tutti sono povera gente, a cui hanno portato via appunto la vita. Spero che comunque siamo addirittura d'arrivo. Diciamo che avere nel territorio vicentino 2 vice premier, quindi di portata nazionale, che vengono a trattare di un problema che ha colpito come uno tsunami il territorio e il popolo veneto, privandolo della loro dignità, dei loro risparmi, è sicuramente un primo passo. Le risposte che hanno dato sono risposte rassicuranti, nel senso che hanno detto che i decreti attuativi arriveranno la prossima settimana, tutte le associazioni, tutti noi stiamo aspettando. Non sono andati oltre ancora il 30% che noi ci auguriamo naturalmente, come ci è stato riferito, che si alzi questa misura di ristoro oltre il 30% e raggiungendo magari il 50 e il 60%. Noi abbiamo dedicato il nostro sostegno psicologico nei loro sportelli, nelle loro assemblee, abbiamo seguito centinaia di persone che hanno avuto disturbi psicologici molto gravi. Sono storie drammatiche, soprattutto quelle dei piccoli risparmiatori che avevano messo via i loro TFR, i loro risparmi per la loro terza età e in qualche modo si sono trovati, e sono la maggior parte di quelli che erano qua stamattina, disturbi fisici e psicologici molto molto pesanti, e noi li abbiamo seguiti e li stiamo seguendo ancora. Quanti ne avete, diciamo, avete un numero da dare? Beh, solo nella zona dell'Alto Vicentino quasi 150 e altrettanti, anche di più, della zona di Treviso. Sono i risparmi della nostra vita e ci vogliono per la vecchiaia, che non so dove andrò a finire. Ho 80 anni, ho lavorato una vita e ho diritto a avere i miei soldi. Noi quelli degli altri, i miei, solo i miei. Ma solo 5 su 20 associazioni dei risparmiatori sono state ammesse all'assemblea, a dimostrazione della divisione interna dello stesso movimento degli ex soci, e fuori la rabbia si è trasformata anche in tensione.
Io devo capire cosa accade oggi, perché per me in questo momento è incomprensibile. Premesso che noi aspettiamo tutto questo da 4 anni, premesso che i decreti dovevano già uscire il 31 di gennaio, è il 9 febbraio ragazzi, siamo esausti di andare a Roma con dei tecnici che prendono a distanza di mesi ancora degli appunti, la situazione è ormai chiara e lampante. Alcune associazioni di risparmiatori iscritte alla cabina di regia, al MEF, come voi, sono rimasti fuori. Certo, esclusi, 15 su 20 esclusi. Se dichiari che è un'assemblea nazionale libera e aperta a tutti, allora o cerchi una location in grado e con capienza, altrimenti dici, come facciamo tutti noi, è un'assemblea dell'associazione libera, chi vuole viene, ma non ci sono le banche del centro Italia, le banche del sud, le banche del nord-est, quando poi di fatto è ovvio che per motivi di sicurezza se vengono i 2 viceministri la capienza è limitata, ma lo sappiamo, ma non è il modo, il fondo non deve essere strumentalizzato. 20 sono i referenti della cabina di regia, oggi l'invito ufficiale lo hanno avuto in 5, gli altri 15 sono fuori e se sentite gli schiamazzi, siccome la priorità è stata data ai 2 movimenti che hanno organizzato, molti che sono arrivati in corriere in macchina non possono entrare, ma allora? Ma che cazzo? Ma come è possibile una roba del genere, porca miseria? Ne manda le convocazioni e poi non si può neanche entrare. Non si è vaccinati, signori, ora che siamo qua in bambino. Ciccio! Calmo, ecco, calmo, sotto sapete le casa. Che cazzo che entra? No, prendere, entra via. Si può prendere sta attento, cazzo. Che sto io prendere, vedi come de che sto prendendo me. Occhio. 1500 famiglie a rischio sfratto dalle case ATER a causa della nuova legge regionale, così secondo il sindacato Unione Inquilini della provincia di Venezia. Se contiamo i numeri abbiamo quasi 200 da una parte e quasi 300 dall'altra e almeno 1 migliaio che a causa dell'assurdo limite di 20.000 dell'ISEE ERP nuovo previsto dalla legge regionale perderanno comunque anche loro il diritto ed è una botta tremenda. I numeri sono persone, o meglio famiglie, rischiano di restare senza casa per via della nuova legge regionale varata nei mesi scorsi, così secondo previsione del sindacato dell'Unione Inquilini del Veneziano, legge che ha abbassato l'indicatore della situazione economica, il famoso ISEE. Siamo passati ad una legge regionale precedente dove si arrivava a 107.000 euro di reddito, quindi i ricchi stavano nelle case popolari e adesso siamo ai 20.000 e quindi un nucleo normale non rientra più e il nucleo normale, parlo di un monoreddito a 1.200 con magari però il figlio a carico e quindi insomma è un'assurdità questa cosa. Situazione gravissima per il sindacato, cui va ad aggiungersi anche quella delle famiglie con contratto 4+4 che a causa della crisi sono precipitate in fascia sociale e quindi non sono più in grado di pagare l'affitto. E questi sono nel limbo perché il contratto non può essere rinnovato perché ovviamente se io prendo 600 euro di pensione e ho 500 di affitto, la legge mi proibisce, no? È un affitto iniquo e viceversa, però non hanno diritto alla immediata assegnazione della fascia ERP. E questo è un altro problema. Situazione che il sindacato auspica di risanare al più presto con un tavolo tecnico anche con il nuovo presidente dell'edilizia residenziale della provincia. Finalmente con la nomina di Raffaele Speranzon noi abbiamo un interlocutore con cui c'è un rapporto pregresso di lunga collaborazione e Speranzon ha veramente un ruolo chiave in questa svolta dell'edilizia residenziale pubblica a cavallo della nuova legge. C'è anche un avvocato veneziano tra le innumerevoli vittime della crisi venezuelana. La mancanza di insulina nelle farmacie dietro la morte in Venezuela dell'avvocato di origini veneziane Italo Carli, 58enne giudice onorario nel paese sudamericano. A darne notizia, circa una settimana dopo la tragedia, è stato suo cugino, l'avvocato veneziano Marco Citran. Carli era nato in Venezuela da padre italiano. Il decesso è avvenuto all'ospedale della città di Valencia, una struttura all'avanguardia prima che il paese precipitasse nel caos. Ora i farmaci scarseggiano ovunque.
I familiari hanno provato in ogni modo a procurarsi l'insulina necessaria a salvare la vita dell'avvocato, anche cercandola sul mercato nero, ma non c'è stato nulla da fare. Carli era rimasto legato alle sue radici italiane e in Italia aveva svolto il suo percorso di formazione vivendo al Lido di Venezia e seguendo a Padova i corsi di giurisprudenza. Dopo la laurea era tornato in Venezuela. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e torniamo ora a parlare del caso di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore di Morgano paralizzato dopo un colpo di pistola, e sul caso si è accesa la fiammella della solidarietà in moltissima gente. Sentiamo che cosa ha deciso di fare un'imprenditrice. La solidarietà si esprime anche con dei calzini. Sono quelli che Claudia Favaro, imprenditrice trevigiana del settore abbigliamento di alta gamma, ha deciso di mettere in vendita ad un prezzo simbolico, destinando tutto il ricavato alla famiglia di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore trevigiano paralizzato da un colpo di pistola che l'ha colpito a Roma, in quello che si sta delineando come un drammatico scambio di persona. Un'iniziativa partita dalla figlia di Claudia, la 14enne Benedetta. Questa storia mi ha colpito molto perché lui è uno sportivo come me, come tutti gli sportivi abbiamo un sogno grande. Lui aveva un sogno di andare alle Olimpiadi e adesso mi rendo conto che rimanere in sedia a rotelle non è una cosa affatto semplice. Quindi anche con un piccolo gesto ho pensato che avevo questa possibilità con mia mamma di dargli un piccolo aiuto per lui e per la sua famiglia. Una sensibilità nata anche dalle prove della vita affrontate da Benedetta e da Claudia, che non ci ha pensato un attimo e grazie ai social si è messa in contatto con la mamma del giovane nuotatore. Così in una notte di messaggi è nata l'idea per un gesto concreto di solidarietà per Manuel e la famiglia. Ecco, ma perché proprio il calzino? Un oggettino che avesse un prezzo popolare, tra virgolette, fare del bene dando qualcosa di carino anche in cambio, senza chiedere, tra virgolette, una beneficenza che non mi piaceva. L'iniziativa sulla pagina Facebook L'armadio in giardino è partita ieri e in 24 ore i risultati, come si vede dalle conferme via social, sono già molto incoraggianti. Tantissime persone ci hanno chiamato per poter dare anche il loro contributo, chi da Roma, chi da Savona, chi da Pavia. L'obiettivo, per stessa missione di Claudia, è ambizioso. Abbiamo 40.000 like nella pagina, quindi se tutti potessero dare 10 euro arriveremo a una cifra che veramente potrebbe cambiare le cose. Questa iniziativa però ha una scadenza, giusto? Sì, pensavamo di dare una scadenza a fine mese affinché tutti potessero comunque, non in un giorno ovviamente, prendere questa iniziativa. Ovviamente 10 euro non cambia la vita a nessuno, però se tutti insieme mettiamo 10 euro diventano tanti soldi. A Milano il consigliere regionale Semenzato, vittima dei topi d'appartamento, se la prende con l'amministrazione comunale, non hanno fatto nulla per la sicurezza. Ieri nel mio appartamento che ho dato in affitto ad una persona sono entrati dei topi professionisti d'appartamento, si sono arrampicati per il tubo del gas, praticamente sono entrati, hanno rovistato un po' dappertutto facendo un disastro dentro casa. L'episodio che ha visto vittima il consigliere regionale della Lega ed ex vice sindaco di Milano non è stato un caso isolato. Non è vero, come dice l'amministrazione comunale, che i furti in città sono diminuiti, dichiara Semenzato, semplicemente la gente si è stancata di andarli a denunciare perché sa che non serve a nulla. Lunedì è stato fatto saltare il bancomat a Zianigo, i furti continuano, a Milano, se non proprio nella mia zona, un po' dappertutto ci sono furti quotidiani, di conseguenza vuol dire che il problema c'è. Prima avevamo una polizia locale che se non altro conosceva il territorio, adesso abbiamo una polizia locale che non conosce nemmeno le vie dove sta circolando. Negativo dunque il giudizio sul trasferimento delle competenze di polizia locale all'Unione dei Comuni del Milanese. Quello che servirebbe davvero, sostiene Semenzato, è la nuova caserma dei Carabinieri che i cittadini attendono da anni. C'è chi appunto in campagna elettorale aveva detto e promesso che la caserma dei Carabinieri sarebbe stata messa a norma, perché abbiamo una caserma dei Carabinieri che praticamente risale al tempo di Cartagine. Per quanto riguarda invece l'Unione delle Polizie Locali abbiamo visto che è stato solamente un sistema per avere dei contributi alla Regione, però assolutamente non sta funzionando il controllo di vicinato, non sta funzionando assolutamente niente. Ha aggredito la mamma ed il fratello, poi si è chiuso in camera dove i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale di armi.
Ha picchiato la mamma e il fratello e poi si è barricato in camera da letto minacciando di usare le armi che aveva, un vero e proprio arsenale composto da maceti, coltelli, asce, pugnali, oltre a un fucile d'aria compressa da soft air e pure della droga nascosta nei barattoli. Il 28enne, che ieri ha seminato il panico in una palazzina nel sestiere di Castello a Venezia, è stato denunciato dai carabinieri e accompagnato all'ospedale civile nel reparto di psichiatria. La Reyer si prepara alla sfida casalinga di domani contro Trento, una squadra a cui finora la classifica non ha reso giustizia. Per noi sarà importante cercare di mantenere la nostra identità, che è definita e chiara, ha spiegato coach De Raffaele. Poi è inevitabile che contro di loro tornino in mente la finale scudetto vinta e la semifinale in cui ci hanno battuto. Gli aerogranata dovranno fare a meno di Marco Giuri, infortunato. Ed è tutto da Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto sarà una giornata incerta. Il cielo infatti si presenterà spesso nuvoloso e coperto con qualche pioggia a carattere sparso, alternata comunque a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Le temperature minime saranno comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime comprese tra i 5 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il cielo si presenterà nuvoloso su tutti i settori con probabilità di piogge sulla pianura settentrionale e sulla costa, in quota possibili locali nevicate. Temperature minime comprese tra i 3 e 5 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una domenica all'insegna ancora di locali nevicate, anche copiose, specie sull'Alto Adige e sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra i 3 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.